Amici del territorio, ben ritrovati, nuova puntata e per voi siamo a Valmarino, comune di Follina. Siamo ai festeggiamenti di San Pietro e Paolo, ma all'interno di questa manifestazione c'è una ulteriore manifestazione. Dalla Prova con la Brace, una manifestazione che è arrivata all'ottava edizione. Con noi abbiamo Marco Andreolla, che è il presidente della Prova di Valmarino e che ci spiegherà cosa sta succedendo alle nostre spalle e cosa vuol dire Valmarino in festa. Allora, alle nostre spalle si sta svolgendo, appunto, come hai detto tu Luigi, l'ottava edizione della Prova con la Brace, una sfida tra grigliatori del territorio, tra associazioni del territorio, proloco del territorio, con il supporto del consorzio delle proloco della partita del Piave. E è un momento sicuramente piacevole di ritrovo tra amici, tra associazioni, un momento per divertirsi ma anche per scambiare qualche idea, qualche punto di vista tra le diverse proloco del territorio. At maging neneng di pa ang iyong katawan, kahit tingin nila sa'yo ay iba. Ed è anche un momento per fare solidarietà. Infatti, come mi dicevi poc'anzi prima di iniziare questa bellissima intervista, il premio è un premio solidale. Esatto. Il premio che verrà assegnato, un ricordo chiaramente simbolico di questa edizione, ai giudici che valuteranno queste griglie e anche ai primi classificati di questa edizione, sarà una bottiglia molto particolare. Una bottiglia decorata da dei ragazzi Down che lavorano, fanno dei laboratori all'interno di questa associazione, l'associazione della cooperativa sociale San Matteo e San Luigi di Asiago, con i quali quest'anno abbiamo iniziato questa collaborazione e speriamo, insomma, di portare avanti negli anni. E ringraziamo sicuramente loro per il regalo e noi cercheremo di contribuire con la nostra solidarietà, insomma, in questa giornata. Doon di naman kita dadalhin. Highland, lakas ng iyong dating kapag nakikita ka ko. Questa ottava edizione della Prova con la Brace apre quello che è i festeggiamenti di Valmarino che vanno avanti fino al 29, quindi a te due parole per invitare i telespettatori a venire qui per festeggiare con voi San Pietro e Paolo, ma anche per raccontare la vostra festa. Esatto, questa è la nostra seconda giornata, abbiamo anche il prossimo weekend, si concluderà appunto domenica 29 giugno con i festeggiamenti del Santo Patrono e l'invito è a chi volesse venire quest'anno o il prossimo anno a Valmarino a trovarci con le nostre specialità della zona e con le varie iniziative all'interno del nostro evento. Kita ka ko ay napapaning, bawat giling mo na pampagising, hindi mapipigilan. Quest'anno ancora di più, ogni anno la squadra si arricchisce di nuovi elementi e tutti danno sempre il massimo, quindi assolutamente un grazie a tutti i miei volontari e a tutti quelli che fanno volontariato. Hindi na totoo maintindihan. Per noi, per il loco di Valmarino, è veramente un'occasione importante per promuovere due cose principalmente. Uno è il territorio, siamo sotto Castelgrando, a un passo dall'abbazia di Follina, per cui zona meravigliosa, turistica, ma l'altro aspetto è anche la socialità. Quindi qui abbiamo delle proloco, abbiamo dei volontari ed oggi è la loro festa. Io vorrei sottolineare anche un'altra cosa, Luigi, che è l'aspetto legato ai prodotti. Sono tutti prodotti del territorio, quindi la carne, il formaggio, sono tutti prodotti di zone però che vengono prodotte qui vicino, quindi anche questo è valorizzare quella che è un'unione, no, di cose che rende questo territorio unico e speciale. Come avete capito, noi siamo qui dalla Prova con la Brace, ma Marco e il suo gruppo vi aspettano per Valmarino in festa, festeggiamenti San Pietro e Paolo, fino al 29 giugno qui a Valmarino, comune di Follina. Grazie mille e arrivederci. Grazie.